Siamo pronti, buonasera, benvenuti al Palazzetto dello Sport di Via Pennello, alla palestra giallo-azzurra, per la presentazione della stagione agonistica 2011-2012 della Terraglio Volley, il settore agonistico della Polisportiva Terraglio. Benvenute alle ragazze, benvenuti genitori, benvenuti sponsor, assessori, tutti coloro che sono qui con noi per questo momento che segna, anche se quest'anno siamo un po' in ritardo, l'inizio della stagione. Quest'anno siamo in ritardo forse di un mesettino abbondante, ma va bene lo stesso. Allora, non mi dilungo in altre chiacchiere, lascio la parola al presidente della Terraglio Volley, l'avvocato Davide Monaco. Addirittura, grazie. Allora, ringrazio tutti per averci seguito in questa iniziativa, per essere qui oggi. Ringrazio l'assessore provinciale allo sport Raffaele Speranzon e il presidente del comitato FIPAL provinciale di Venezia. Allora, prima di passare loro la parola, volevo soltanto, non tanto dare i numeri, perché magari quello lo faccio anche così abitualmente senza sforzo, ma dare i numeri della nostra società. Anche perché già così, solo guardando il numero di persone presenti, si capisce insomma che siamo diventati in realtà abbastanza importanti. Ecco, io vorrei anche che quantificassimo, non tanto per dire che siamo bravi, e anzi eventualmente ringraziamo voi per la fiducia che ci date, ma più che altro per anche chiarire che se ogni tanto qualcosa non funziona, come pur mi è capitato e può capitare, non è tanto per cattiva volontà, ma perché c'è anche una dimensione organizzativa che insomma è abbastanza importante. Noi quest'anno abbiamo 19 gruppi, quasi 250 atlete, facciamo 20 campionati, quasi 250 gare l'anno. Allora siamo distribuiti su 9 palestre, oltre al terraglio. E mi dispiace che non ci sia il rappresentante della municipalità, lo cito comunque, Luciano Zennaro, che visto che la municipalità segue le palestre comunali, mentre ovviamente la provincia si occupa di quelle provinciali, mi sarebbe piaciuto ringraziarlo personalmente per l'aiuto che ci ha dato. Ecco, con questi numeri è chiaro che noi facciamo di tutto perché le cose vanno nel miglior modo, però può anche darsi che ogni tanto qualche problema si possa verificare, quindi chiediamo preventivamente scusa quando capita e comprensione, insomma, vista la dimensione un po' della società. Detto questo, io chiederei prima all'assessore Speranzon e poi all'amico Gianfranco, presidente del comitato provinciale, di intervenire per dirci un po' qualche cosa, insomma, ringraziandoli per la presenza. E anche Davide Giorgi, che non è qui presente ma è presente in spirito, perché quando si parla di polisportiva Terraglio, quando si parla di spazi come questi che sono stati realizzati nel tempo grazie alla passione, alla dedizione, alla perseveranza soprattutto di uomini come Davide Giorgi, non si possono dimenticare anche se non sono qui presenti. Poi ovviamente voglio salutare e ringraziare la presenza di tutte le atlete, i loro genitori. Sappiamo quanto sono importanti per le associazioni sportive i genitori, che poi spesso e volentieri accompagnano gli atleti non solo a fare gli allenamenti ma anche alle partite, e che ne seguono la crescita e che affidano all'associazione sportiva spesso un compito che non è solo tecnico, quello di migliorare le qualità tecniche come atlete delle loro figlie, ma affidano loro anche dal punto di vista educativo un compito altrettanto importante. Poi i dirigenti, gli allenatori, i tecnici e ovviamente gli sponsor, perché come ha ricordato giustamente il Presidente nel suo intervento,
soprattutto in un momento difficile come questo, che vivono le istituzioni ma che vivono anche i privati, riuscire a trovare sponsor e privati lungimiranti che intravedono nell'abbinare il proprio brand, il proprio marchio, il proprio simbolo, il proprio nome a una disciplina sportiva, a un'associazione sportiva, intravedono un vantaggio, risulta sempre più difficile. E allora questi sponsor è anche giusto gratificarli nel modo opportuno, e speriamo che da parte degli organi di stampa, che sono quelli che hanno l'opportunità maggiore di dare visibilità poi all'impegno di questi privati, ci sia la sensibilità nel tempo di dedicare innanzitutto uno spazio maggiore al volley femminile rispetto a quello che viene dato abitualmente, e che questo spazio maggiore possa consentire anche alle società sportive, in particolare alla Terraglio Volley, di essere avvicinata appunto da privati che vogliono investire sullo sport. Dico questo anche perché qui c'è Formentin presente, e Formentin lo ribadisce ogni volta, giustamente: il volley femminile nella nostra provincia è la disciplina sportiva che ha il maggior numero di praticanti, e se questa è la disciplina che ha il maggior numero di praticanti, evidentemente vuol dire che le associazioni che abbiamo nel territorio della nostra provincia sono associazioni sane, che non solo non respingono gli atleti, ma danno la possibilità a tutti, non solo a quelli più talentuosi, non solo a quelli che speriamo, a quelli di voi che avranno l'opportunità, speriamo in futuro, di calcare il parquet dei palasport più importanti a livello nazionale, ma anche a tutte quelle bambine, tutte quelle ragazze che attraverso la pallavolo trovano un momento importante di aggregazione, di relazione sociale, di divertimento. Noi come provincia di Venezia cerchiamo di fare il nostro. Innanzitutto quest'anno abbiamo deciso per l'ennesima volta di non ritoccare le tariffe, e questa è già una forma di contributo allo sport importante, perché purtroppo le utenze, i costi derivanti dall'uso delle palestre anno dopo anno aumentano, così come noi sappiamo che aumentano per i privati i costi per il riscaldamento piuttosto che per l'acqua, la luce e il gas. La stessa cosa ovviamente accade anche per i luoghi pubblici e le palestre in particolare, per cui già sono contento di poter dire che ho ricevuto la solidarietà da parte dei colleghi della giunta provinciale sull'opportunità di non aumentare queste tariffe, perché lo sport, oltre che essere meraviglioso, bello e importante dal punto di vista educativo per il benessere delle nuove generazioni, ma lo sport è anche una forma di attenzione, rappresenta una forma di attenzione nei confronti della società importante, quindi è una vera e propria attività sociale. Non a caso buona parte di quelli, soprattutto nelle associazioni dilettantistiche, lo gestiscono, lo fanno animati esclusivamente da una grande passione. Qui non ci sono interessi economici, non ci sono persone che si portano a casa chissà quali stipendi, ci sono persone che dedicano gran parte del proprio tempo libero per il bene degli altri, per il bene della nostra comunità. Per cui congratulazioni a tutte le atlete per i risultati che sono riuscite a raggiungere nel corso di quest'anno, e ovviamente un grandissimo in bocca al lupo da parte dell'amministrazione provinciale per i successi che ci attendiamo da voi per la stagione che sta iniziando. Passo la parola al presidente Gianfranco Formentin. Grazie Davide. Allora innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio la Polisportiva Terraglio per avermi invitato qui oggi. Direi che la prima cosa che mi sento di dire è che forse il nostro presidente, prima di essere scusato, è scusato con un applauso, scusatelo con un applauso, perché già il fatto di essere promotore di questa bellissima iniziativa sembra con direi che questo è la dimostrazione di quanto bene si voglia le proprie squadre e le proprie atlete, quindi posso garantire essere scusato. Poi puoi sbagliare ancora qualche volta. Detto questo, scherzi a parte, direi che Raffaele diceva un attimo fa che la pallavolo è a Venezia
poi chiude l'occhiello degli sport. In effetti è vero, possiamo vantarci di avere conquistato tanti titoli, ma possiamo anche vantarci di avere una qualità media distribuita nel territorio molto alta. Quindi questo fa sicuramente piacere al comitato, ma fa onore anche alla vostra società. Complimenti per la vittoria di sera con la Serie C. Direi che questo è molto importante, continuare a ribadire che la bontà del lavoro che fanno le nostre società nel territorio non è solo quello di un lavoro dedicato al reclutamento oppure occupare le palestre, ma soprattutto di dare alle ragazze le migliori opportunità di lavoro. E spesso questo non accade in tante altre province. Venezia per fortuna continua ad avere buoni tecnici, buone società e di conseguenza anche buoni atleti. Direi che questo è forse il messaggio più importante che lancia ai genitori. Continuiamo a avere fiducia verso le nostre società, continuiamo a avere fiducia per quello che fanno per le nostre figlie e per i nostri figli, e soprattutto cerchiamo di sostenerli, perché è un momento difficile, però la forza della pallavolo è proprio questo, che non si è mai arresa anche nei momenti difficili. Lo stanno dimostrando le nostre ragazze in Giappone. Quindi direi che in bocca al lupo per la prossima stagione, anzi la stagione che avete già iniziato, per chi comincerà i prossimi campionati, e grazie di nuovo per la prossima teatrale. Abbiamo sentito gli interventi autorevoli dell'assessore e del presidente del comitato provinciale. Abbiamo parlato di campionati che verranno, di risultati sportivi. Allora, cosa di meglio che non andare a vedere i highlights, i momenti più belli della stagione 2010-2011 che si è conclusa da poco. Regia, filmato. Erano i momenti più belli della stagione 2010-2011. Allora Davide, come la affrontiamo questa stagione? Quali sono i progetti, le idee? Ma noi siamo stati molto contenti della stagione scorsa. Il ritorno in Serie C
per noi è stato veramente una grandissima soddisfazione, come anche il risultato con la 16, cioè, insomma noi siamo stati contenti, tanto contenti di come le ragazze si sono comportate e delle risposte che abbiamo avuto. Il fatto che i numeri continuino a crescere ci fa pensare che insomma il lavoro stia procedendo bene. Quest'anno certo la sfida in Serie C è, diciamo così, impegnativa, ecco, mi limito a dire impegnativa, e come impegnativa è l'esperienza di molti altri gruppi, prima fra tutti insomma l'Under 18, che è il primo anno dell'Under 18. Insomma, l'invito è a continuare a lavorare seriamente, perché è difficile insomma migliorarsi senza far fatica. Gianfranco, che ha giocato qui, l'unico credo in questo tavolo, l'unico che ha giocato ad alto livello è Gianfranco, se non ricordo male, lui è un giocatore di pallavolo che ha giocato in Serie B, quindi ci può confermare che se non si sta tante ore in palestra, se non si fa tanta fatica, è difficile migliorare. Quindi insomma il mio augurio è che si mantenga uno spirito di questo tipo, almeno per i gruppi così un po' più grandini, così da dare soddisfazione a noi, ma soprattutto è un'occasione per voi per ottenere soddisfazioni vostre a livello personale, perché penso che allenarsi e imparare a ottenere dei risultati sul campo sia la cosa migliore. Detto questo, riprendiamo con le esperienze estive, semi-estive. Direi che è un'idea più giusta, quindi andiamo a vedere quello che segna l'inizio di ogni stagione agonistica qui a Laterale Volley, e cioè la settimana del raduno estivo in montagna. Quest'anno eravamo per il secondo anno consecutivo a Caldes, e andiamo a vedere la prima parte del filmato sul Volley Camp. What you want me to be, feeling so faithless.
questione di qualche secondo io scendo un attimo in platea perché vorrei che una delle nostre ragazze ci desse un'opinione sul Valley Camp. So che Federica ci teneva a parlare quest'oggi, quindi eccola qui, è contentissima, voi non lo vedete, non serve che vai sul palco, però ti sostengono. Allora Fede, com'è andato questo Valley Camp? Ti è piaciuto? Sì, è stato bello, divertente, ci siamo divertite molto. Puoi dire quello che pensi, tanto io non lavoro in palestra con te, quindi non ci saranno ripercussioni, stai tranquilla. No, è stato divertente, ci sono stati molti allenamenti. Cosa vorresti dire con molti? Erano forse troppi? No, però... Ma oltre ad allenarsi abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito, solo palestra. Dimmi, c'è stato qualcosa di diverso che ti è piaciuto particolarmente? Abbiamo fatto allora la piscina, il rafting e il fly park. Allora quest'anno appunto abbiamo avuto il piacere di fare tante cose all'aperto che non ci sono mai riuscite a causa di condizioni meteorologiche avverse, mettiamola così. Allora direi che se la regia mi dà l'ok possiamo andare con la seconda parte del filmato dove vediamo tutte queste cose e buona visione. Sensazione
ringraziare tutte quelle persone che insieme a me e te sono state a Caldes a lavorare per una settimana con le ragazze e a divertirsi, possiamo dire, anche con le ragazze. Quindi un grande grazie a Marina Bertolin che è stata con noi tutta la settimana in montagna, un grande grazie a Mauro Sforzato, un grandissimo grazie a Luciano che è stato con noi tutta la settimana a guidare i pulmini e come avete visto a giocare a ping pong contro il mio fratellone Matteo, anche lui tutta la settimana con noi in montagna. E questo era lo staff del Quinta Volley Camp, non mi sono dimenticato nessuno, no? Quindi possiamo continuare pensando alla stagione nuova e alle squadre. Sappiamo che molte giovanili poi vengono anche definite un po' in base a quello che vediamo in montagna, giusto durante le sedute tecniche. Quindi raccontaci un po' dei nostri gruppi giovanili e di quello che andiamo a fare. Sì, rivedendo le immagini, volevo solo dire una cosa. Se qualcuno mi dice che il rafting non è una cosa faticosa, non credeteci minimamente, può anche darsi che non lo sia se siete in 8, ma io e lui siamo quasi morti. Lo dico così perché sappiate, chi affronta il prossimo anno questa impresa, sappiate organizzare, mai andare in pochi in quei barconi, mai. Bene, detto questo, e parlando invece di così, questioni più tecniche, partiamo così, presentiamo un po' i gruppi. E Marco, riusciamo a vedere i gruppi o li presentiamo al buio? Sai che abbiamo il problema che se li accendiamo le luci ci vuole tipo 15 minuti perché si scaldi. Meraviglioso. Meraviglioso. Giovanni. Ci fidiamo di Giovanni, accendiamo le luci? No, non lo so, era così. Io ci provo, vado a accendere. No, vabbè, non voglio creare problemi, era solo per vedere le squadre, insomma, e non sapere soltanto che ci sono senza nominarle. Ho creato un problema. Sì. Dicevo io che di Giovanni non ci si può fidare, devono scaldarsi, c'è poco da fare. Devono scaldarsi, c'è poco da fare. Comunque si vede. Va bene, ma andiamo diciamo così, procediamo in ordine, diciamo, di età, partendo dalle più piccole. Noi quest'anno abbiamo 5 gruppi mini volley, credo sia il nostro record, giusto Marco? 5 gruppi mini volley che sono il record storico. Ecco, allora io non so, sinceramente, immagino che insomma le ragazzine di mini volley, in quanto non ancora così coinvolte, diciamo, nelle logiche di squadra, non so quanti siano presenti. Io intanto ricordo le allenatrici, dopodiché se insieme alle allenatrici ci sono delle ragazze di relativi gruppi, meglio ancora. Allora, noi abbiamo, in ordine, partendo dal mini volley che ha luogo qui al Terraglio, che è portato avanti da una ragazza della prima squadra, la Vanessa, vediamo se c'è, eccola là, Vanessa c'è, insieme a Giulia De Rossi, che io non conosco personalmente, non so se ci sia o non ci sia, non c'è, non lo so, non so se ci sia o no. Poi c'è il gruppo della Da Vinci, sempre alimentato, diciamo così, dalle giocatrici della prima squadra, Giorgia Marchesini, eccola qui. Coraggiosissimo, in prima fila. Con in prima fila le tue atlete, in prima fila, molto bene. Poi il gruppo che si allena da Virgilio, con Virginia Rizzo, che è una nuova allenatrice, dov'è? Bisogna alzarsi. Io non vedo assolutamente nulla. Eccolo qui, ok, perfetto. Poi abbiamo Cinzia Bartuccio alla Vittorio, dov'è la Cinzia? Bisogna innanzitutto 3-4 volte, mi sembra di capire, quindi tieni. E poi cito, anche se so che non c'è, il gruppo della Giulia di Natale che si allena all'acquisto. Ecco, so che Giulia non c'è. Quindi insomma tanti gruppi, speriamo bene, speriamo che da questi gruppi salti fuori qualcosa di. Le ragazzine si divertono intanto, che poi magari si appassionano alla pallavolo e chissà, che offrano nuova linfa per le squadre più anziane. Allora, poi abbiamo due under 12, e torna protagonista Cinzia Bertuccio che insieme, ecco, under 12 relativa, e insieme Cinzia insomma viene gentilmente
ex giocatore, ex allenatore, ex tutto, Michele Azzetta, e se c'è, non c'è, peccato perché mi avrebbe fatto piacere ringraziarlo. Poi c'è l'Under 12 di Daniele Cappellazzo, lui so che non c'è, ci sono ragazze per caso di quell'Under 12? Sì, bene. Poi abbiamo, e qui sono sicuro che c'è, il gruppo Under 13, quindi che prego di evidenziarsi, con Marina Bertolin e da quest'anno Riccardo Malossi, che fa, diciamo così, la seconda, perfetto, schierato, benissimo. Poi abbiamo i due gruppi Under 14, uno quello di Giorgio Girotto, eccole là, benissimo, e quello di Chiara Cavasin. Allora, anche se non se ne può realmente più, c'è di nuovo Cinzia Bartuccio per un Under 15. Ti stai allargando, Cinzia, ti stai un po' allargando. Poniamoci dei limiti, strafare non va mai bene. E poi abbiamo le Under 16, il gruppo di Giovanna Codin e eccole là, con dirigente accompagnatore Giuliano Pergola. E il gruppo, che non so se sia presente o no, di Fabrizio Ranucci, che è l'Under 14, non so, non vedo né lui, ecco, ma vedo voi, bene, molto bene, più bravi dell'allenatore. Under 16, le ragazze di Fabrizio. Sì, se cosa ho detto? 14, le ringiovanisce. Allora, poi abbiamo le Under 18 di Mauro Cardetto, e allora, eccole, in fila, senza problemi. E l'Under 18, quantomeno dovremmo avere l'allenatore, se non altro, Mauro Scorzato, anche delle atlete. Eccola, bravissima. Poche ma buone. Ecco, con questo ovviamente sono figli giovanili, passiamo ai campionati che non sono legati all'età, e quindi abbiamo la terza divisione di Marco Treggia. C'è Marco Treggia? Sì, certo. Già, la prima divisione di Raffaele Scantamburlo, eccole là, con il dirigente accompagnatore che è Renato Davanà, sempre presente anche lui, E con la seconda allenatrice Chiara Cavasina. Con la seconda allenatrice Chiara Cavasina. Scusa, ma farà che sono solo, no, ho sentito con un certo ritardo, ma ho sentito con la seconda allenatrice Chiara Cavasina. Scusa Chiara, scusami. Va bene che Gianfranco all'inizio ha detto che puoi farti perdonare, se questo è il risultato, però cerchiamo di non eccedere. Basta, mi sono esaurito il bonus. Infine, ultima ma non ultima, la Serie C con i due allenatori Stefano Piozza, Mauro Scorzato e, anche se non è qui, col preparatore atletico Claudio Pavanello. Facciamoci vedere. Convincente. Bene, hai qualcosa da dire o di significativo? No. Perfetto, e vuoi dire qualcosa? Commento? Se vuoi ho quel filmato sull'accoppiamento dei colibrì della festa dello sport di 2 anni fa. Sì, non pensavo. Niente, allora non mi resta che, prima di chiudere, ringraziare tutta una serie di persone che chiedono un po' di pazienza. Allora, mi riallaccio a quanto diceva più che giustamente l'assessore Speranzon prima, gli sponsor. Sponsor sono ovviamente tutte voi famiglie contribuite, vi ringraziamo, a sostenere e a condividere i costi dell'attività, però senza gli sponsor non riusciremo a coprirli tutti. Allora io voglio ringraziare soltanto quelli che so essere presenti, partendo dal nostro main sponsor, diciamo lo sponsor della prima squadra della Serie C, che è la Sai Venezia Assicurazioni. Sandro Zanon l'ho visto prima,
è uno sponsor, ma insomma è anche quello che ci fornisce tutte le, non le felpe, ma insomma le scritte sulle felpe, i manifesti, eccetera, la Digital Offset. Non so se c'è Andrea o Marco, nessuno, non li vedo, non li ringrazio comunque. Voglio citare ancora gli ultimi 2 o 3, cioè R Studio, che oltretutto uno dei soci, Roberto, segue molto spesso le partite, quindi non è solo uno sponsor ma è anche un appassionato. Carrozzeria Carlo e Mida, io non li conosco personalmente, quindi vi ringrazio, non so se ci siano. Io li conosco ma non lo so. Dopodiché e li ringrazio tutti, insomma, sul nostro sito c'è l'elencazione di tutti gli sponsor che ci seguono, non li cito tutti per verità. E invece voglio particolarmente ringraziare quasi tutte voi, le ragazze e le famiglie sanno che dallo scorso anno noi abbiamo avviato un servizio di trasporti che io credo che se va avanti così ci porterà a far concorrenza alla CTV, credo, come numero di corse, come numero che non era il nostro obiettivo originale. Allora, per ogni attività diciamo che c'è un apripista, uno che comincia, ecco, e poi tutti gli altri più o meno seguono. Allora io lo devo ringraziare per primo, per forza, lo conoscete tutti e tutte, il signor Matteo Treggia, in arte Chandler, ecco, è sopra. Lui ha cominciato un po' da solo a portare avanti questa attività e adesso citerò tutti coloro che lo hanno seguito e abbiamo costretti fondamentalmente, insomma, perché nessuno lo fa spontaneamente, no, scherzo. Allora abbiamo Simone Andriolo, di alcuni so solo il nome, quindi chiedo scusa, lui lo conosco, gli altri no. Poi Cristina Dorinato, che è anche un atleta di Marco, quindi penso sia nel gruppo. E poi cito Andrea, Mattia, cugino della Vanessa, quindi questo è un fatto già grave in sé, Cristian e Michele. Ecco, io a tutti voi, presenti o assenti, fa un mio gigantesco ringraziamento, perché credo che questo sia stato una delle migliori idee che abbiamo avuto, insomma è uno dei servizi che risulta maggiormente gradito. Mi dispiace che non riusciamo a garantirlo a tutti per ora, perché ovviamente mezzi e persone non sono ancora in numero illimitato, speriamo di riuscire a evadere tutte le richieste che abbiamo. Infine ringrazio appunto la Polisportiva Terraglio, che è l'associazione che ci consente di giocare in questo impianto. Davide Giorgi doveva essere qui oggi, che è il presidente, che è un po' il nostro presidente, insomma, di tutte le società che fanno capo al Terraglio, ma ha avuto un impedimento e quindi non c'è. Lo ringrazio, ci sono comunque dei consiglieri, c'è Enzo Danilo, insomma altre persone, c'è Giovanni che è uno dei componenti del direttivo della Polisportiva. Senza l'aiuto della Polisportiva noi non riusciremo a svolgere tutta l'attività o molta dell'attività che abitualmente svolgiamo. Il gruppo Fisiosport, cioè coloro che intervengono per rattoppare i vari incidenti in cui le atlete incorrono, ovviamente la parte che avete visto dall'altro lato della palestra, la parte nuova, è gestita dalla nuova società che è la Fisiosport Terrario, che garantisce così l'assistenza sanitaria che abbiamo così per le atlete. E poi una serie di persone, e anche queste in grande parte conoscete, Guerrino, che è il nostro... È vero che lo conosco, Guerrino, insomma, sapete benissimo chi è, il nostro super dirigente tuttofare, fortissimo anche a ping pong, l'avete visto prima, Luciano Sopracorrevole. Matteo, l'ho già citato prima, lui fa i filmini, le foto, ne fa di tutti i colori. Io devo ancora capire perché, non ho capito perché. Questa è la domanda, perché fa tutto questo? Perché perde ore e ore, non lo so. Non l'ho detto neanche a me. Non lo sai neanche tu che sei suo fratello. Ecco, e ovviamente mio compare Marco, che fra l'altro è l'amministratore della società, e insomma... Bene, io basta.
passato ho detto che avrei finito entro le 18, ho finito entro le 18, io vi ringrazio tutti e spero che avremo 1000 occasioni di rivederci in queste occasioni. Esatto, parole sante. Allora, C'è il buffet. So che c'è la tensione su questo, c'è il buffet. esatto. Anche da parte mia ringraziamento per essere stati qui con noi oggi pomeriggio, per questo bellissimo momento di sport. La linea passa